Eccoci, buongiorno, ciao, benvenuti ore 14 in punto, le parole del dono, il nostro spazio del giovedì riservato all'incontro con i protagonisti della cultura del dono. E oggi andiamo subito a collegarci con Treviso, con una graditissima ospite, una cara amica, Patrizia Ferian. Buongiorno a tutti, ciao Ciao, Enrico, sempre ciao un Patrizia. piacere. Grazie Ciao, di ciao a essere qui tutti. con noi, un bacio grande. E ci colleghiamo Altrettanto. subito anche con Belluno, con Mirko dalle Mulle. Buongiorno a tutti, grazie Ciao, Enrico. ciao Mirko, Ciao Mirko. ben arrivato, ciao, ben Grazie. ritrovato. Hai un bellissimo sfondo a fare altre cose, ma penso che non sia uno sfondo, è proprio il paesaggio o no? In questo caso la Certo. tecnologia non c'entra niente, è proprio Vedi. realtà. Bene. Allora, innanzitutto grazie di cuore di essere qui con noi. Patrizia, lo ricordiamo, Patrizia Ferian è infermiera, ehm, infermiera coordinatrice del coordinamento ospedaliero trapianti di Treviso, e Mirko dalle Mulle è qui nella sua veste di persona che ha ricevuto un grande dono, ma è anche vicepresidente dell'Aido di Belluno. Prima è stato presidente, giusto Mirko? Noi ci siamo Esattamente. conosciuti nell'occasione particolare a Belluno, che abbiamo fatto un evento musicale lì a Belluno. Mi Esatto. ricordo che ci siamo scritti e ci siamo conosciuti qualche anno fa, quindi grazie davvero di cuore per essere qui con noi oggi. Oggi iniziamo un po' il nostro percorso per ascoltare un po' le vostre testimonianze, la vostra esperienza da una parola. Sapete che queste puntate di questi mesi e di queste settimane sono caratterizzate proprio partendo da una parola che più si avvicina al dono. E dialogando con voi nelle scorse settimane abbiamo scelto la parola coraggio. Ecco, io darei subito la parola a Patrizia per così iniziare questa nostra chiacchierata sul dono partendo dalla parola coraggio. Certo, grazie allora. Sai Enrico, ci ho pensato, no, un pochino nei giorni scorsi tra una cosa e l'altra. Adesso stiamo vivendo questo momento di emergenza che se prima ci vedeva in qualche modo tutti coinvolti, prima c'era la fase dei tamponi, adesso c'è quella dei vaccini e allora anche in ospedale chi fa parte come noi, perché chi è all'interno del coordinamento trapianti è in staff alla direzione, no? E quindi siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo e quindi nei giorni scorsi mi sono divisa un pochino tra il coordinamento e la necessità invece di essere presenti alla campagna vaccinale organizzata. E i punti, lo sappiamo tutti, no? Sono diffusi nel territorio, c'è anche l'ospedale. Allora pensavo un po' a questo momento storico, ma anche a tutto quello che è stato, no, il percorso dal momento in cui io mi sono affacciata a questa attività e vorrei dire, Enrico, che festeggio i miei 20 anni all'interno di questo mondo. E c'è voluto coraggio, Enrico, nel senso che io mi ricordo 20 anni fa, e magari Mirko, no, queste cose non può saperle perché è anche un pochino così, no, mettere a nudo quelli che sono stati i momenti che anche gli operatori hanno di difficoltà, e la parola coraggio davvero calza a pennello, nel senso che ce n'è voluto per affrontare la morte ogni giorno. Perché quando mi sono resa conto che di questo si trattava, prima di parlare, no, dell'opportunità del dono, c'era invece bisogno di tanto coraggio, per affrontare, la morte e quindi in qualche modo anche, no, fare i conti, con quella che è la fine dell'uomo, no, la tua anche fine.
e la necessità di riflettere a fondo rispetto a tematiche che magari per molte persone possono anche non essere mai prese in considerazione, perché spesso quando dici: "Beh, parliamo di qualcosa", non dici: "Dai che parliamo della morte". Ecco. Certo. 20 anni fa ero più giovane, quindi coraggio per me mi è servito tanto per scendere giù, perché il coordinamento trapianti si occupa della donazione, sì, per quanto riguarda la donazione degli organi in ambienti difficili come quello della terapia intensiva, ma ancor più nella donazione. Rispetto alla donazione delle cornee e dei tessuti, noi calpestiamo luoghi davvero difficili da raccontare, che sono l'obitorio e le immagini che ci troviamo all'interno. Insomma, questo un pochino era, io volevo iniziare così, per dire, che l'operatore riconosce le difficoltà che incontra in un'attività, che poi, ha portato per esempio a Mirko invece la possibilità di continuare a vivere, no, in maniera assolutamente dignitosa. E l'ho lanciata così. Adesso, sentiamo che coraggio ha avuto invece Mirko. Ecco, Bene. grazie Patrizia. Io lascerei subito la parola a Mirko, ecco, sottolineando questo tuo passaggio di coraggio nel mondo della donazione. Ma il mondo della donazione poi ha anche come dire, fa un percorso straordinario che arriva idealmente a tanti Mirko, perché questo dono, grazie all'aiuto e al lavoro di tante persone, riesce a dare una nuova gioia di vivere, nel nostro caso una gioia di vedere, per quanto riguarda Fondazione Banca degli Occhi, ma in più in generale, insomma, una vita che ha un nuovo inizio. Ecco, lascerei la parola a te, Mirko, partendo dal coraggio per poi raccontare un po' la tua esperienza. Sì, grazie Enrico e grazie anche a Patrizia per questo sassolino che hai lanciato. E io appunto sceglierei proprio la parola coraggio perché volenti o nolenti la mia vita è fatta un po' di coraggio, no? Fin dall'inizio della mia purtroppo vita ho dovuto affrontare percorsi coraggiosi, no? In ospedale con tutto quello che ne consegue, poi l'affrontare la dialisi, poi un trapianto. Il coraggio lì è venuto un po' meno in tante situazioni perché non sapendo che cosa stavo affrontando lì sono andato più che altro a vista, ecco. E poi il coraggio di affrontare una nuova vita grazie ad un trapianto che quando lo fai poi è un po' un rinascere. Questa è una grande parola secondo me. E ad un certo punto di questa nuova vita ho incontrato persone come Patrizia, le quali mi hanno fatto capire l'importanza che aveva tutto il retro di quella particolare storia che io avevo vissuto, ovvero il trapianto. Cosa c'è dietro il trapianto? C'è tutto il mondo della donazione, tutto il mondo dei sanitari. E questo mi ha colpito sempre molto perché è fatto di persone, non macchine, non muri, non carte, sono fatte proprio di persone che parlano tra di loro e decidono se è il caso o meno, se c'è la possibilità o meno di far continuare o meno una vita dall'altra parte. E per cui qui c'è tutto anche il mio impegno in AIDO per promuovere questo sentimento, questa missione appunto, no? Che non è il classico firma il modulo che siamo contenti, è un trasmettere anche una vita, un oltre a quello che può essere questo semplice gesto che è la firma, che poi è il coronamento un attimino anche di tutto quello che noi parliamo, trasmettiamo, facciamo trasmissioni come tua Enrico, cerchiamo di far venire a contatto persone come me, coraggiose, anche nel esporre tante volte la propria vita, la propria esperienza, per cui ancora una volta di più noi dobbiamo essere coraggiosi nell'affrontare le sfide che la vita ci mette davanti, come
persone, come pazienti e poi anche, volendo, anche come volontari, come testimoni appunto di questo particolare tema, appunto, che Patrizia poi è uno dei meccanismi di questa grande macchina. Io ho avuto la fortuna appunto di parlare con i miei infermieri a Belluno del centro coordinamento locale, i quali disegnano sempre quello che è il sistema donazione come un grande cerchio di bambini che giocano assieme. Sono tutti tenuti per mano, se uno solo molla tutto cade. E quindi io credo proprio che dobbiamo stare tutti uniti, e queste testimonianze come quelle di Patrizia servono proprio a far capire che c'è del buono in quello che succede nella vita, sempre e anche dopo. E quindi anche questo gesto magari della donazione è essenzialmente un gesto coraggioso che uno fa senza sapere dove andrà a finire. Questo secondo me è la parte migliore. Poi avevamo chiacchierato un po' nel backstage, come si suol dire, della mia situazione di trapiantato, come un paziente se la vive questa pandemia. Ci sono vari lati positivi da una parte e negativi molti dall'altra, per cui molte difficoltà le incontriamo tutti i giorni nel fare una semplice visita, un semplice prelievo. Chi come me ha fatto dialisi in pandemia sa benissimo che le strutture accolgono, lo stesso cercano di fare il possibile, ma anche loro devono fare delle scelte a un certo punto, quindi è dura anche per il sistema sanitario accogliere tutti questi pazienti che non sono Covid e devono dare delle priorità, quindi anche loro, per loro, sicuramente gesti coraggiosi che magari servono a decidere ulteriormente il destino delle persone. L'ho vissuto anche nella fase del trapianto, del secondo trapianto, che l'ho vissuto a giugno, scusate, dello scorso anno, e anche lì è stata una bella avventura con questa pandemia, quindi è stata una scelta coraggiosa ancora di più quel 20 di giugno che mi è fatta questa telefonata e un po' di paura c'era. E lì il coraggio ancora una volta ti fa fare cose che quando le affronti poi, quando vai su quel corridoio che ti porta in sala preoperatoria, ne devi avere perché hai tutte le paure del caso, perché come sarà dopo, andrà bene, non andrà bene, è il secondo trapianto, chissà quanti problemi mi arriveranno, però poi quando ti risvegli capisci che è andato tutto bene, per fortuna, e quindi la speranza è stata ricompensata, tutto il momento critico è stato superato e quindi c'è solamente da vivere. Bene, grazie Mirko di questa estremo c'è la vita. Grazie. E vorrei tornare un attimo a Patrizia, innanzitutto ringraziandola, perché devo dire che l'altro giorno, quando ci siamo sentiti la settimana scorsa, mi ha detto: io giovedì sono in ferie. Ecco. Ricordavo e quindi è un doppio grazie, insomma. E partivo proprio da questa riflessione che mi hai fatto venire. Cioè, nella tua professione ho quasi l'impressione che sia molto difficile riuscire un po' a dividere in maniera molto chiara e netta come dire, il privato e il professionale, perché il vissuto che hai, probabilmente le storie che incontri, i dialoghi che fai, i volti che incontri e anche la sofferenza probabilmente te li porti molto dentro e probabilmente te li porti anche a casa. Ecco, quanto coraggio c'è in questo? Secondo me ce n'è tantissimo. Sai, ho passato la palla a Mirko, no? Quando ho detto ho lasciato i luoghi difficili, ora la riprendo e dico
che Mirko ha avuto molto coraggio ad entrare, no, in sala operatoria, perché stai facendo qualche cosa per cui ti arriva questo dono, sai che poi farà parte di te, e questo dono però è un dono particolare, no? Arriva e dall'altra parte immaginiamo invece il coraggio, uno che abbiamo avuto noi come operatori per ritornare un po', no, su questa mission, che è difficile da comprendere ancora, e purtroppo da parte di molti, no? Perché mi dicono: "Ah, tutto farei, ma il tuo lavoro, guarda, proprio no". Perché alla fine il coraggio qual è? È quella cosa, che tu, a volte mi viene anche quasi da sorridere, no, perché capisco, è difficile riconoscere la fragilità umana, specialmente quella personale, figuriamoci quella professionale, no, con la divisa siamo tutti forti e invece no, siamo anche tutti fragili, Mirko. E affrontare una famiglia che tu sai che ha appena ricevuto una notizia terribile, hanno perso, come mi è successo la settimana scorsa, il figlio unico di 18 anni, e calpestare un campo di mine, non è che ci vai così, no, a cuor leggero. E un po' mi sento a volte così, no, di entrare in questo campo minato, e vuoi entrarci anche con rispetto e vuoi entrarci con partecipazione, perché hai imparato in tutti questi anni a riconoscere, no, nelle pieghe, più profonde il dolore, delle persone che perdono qualcuno di caro. Persone che poi non mi conoscono, non sanno chi sono, quindi ci vuole coraggio a dire: "Ecco, sono qua con voi", anche se magari poi, no, al termine di tutto il nostro rimanere insieme, sono proprio loro a dire com'è successo, e lo ricordo, a dire: "Ma con che coraggio sei stata tu con noi", no, perché loro stessi la riconoscevano una situazione impegnativa. Quel coraggio però che per magia, Mirko, non puoi non coniugare alla parola forza, no, da dove viene il mio coraggio? Viene dalla forza che mi danno le persone che poi dicono: "Ce l'ho fatta, sono ancora qui, respiro ancora, mi muovo ancora, non faccio più la dialisi". E quindi io ho imparato a mettere insieme coraggio e forza, per me vanno a braccetto. Coraggio e forza perché allora io dico a quella famiglia: "È un gesto dove tu, mamma, metti un grandissimo coraggio, a lasciare andare tuo figlio, a lasciarlo a noi che lo porteremo in una sala operatoria, a lasciare di tuo figlio che ancora c'hai nella testa, nel cuore", perché una donazione d'organi, di tessuti, non la fai a un mese dalla morte. Quindi ci vuole davvero tanto coraggio da parte della famiglia nel dire: "Sì Patrizia, ti affido mio figlio, portatelo in sala operatoria, prendete quello che è buono e lo doniamo a qualcuno che ha bisogno". Un grande coraggio, ma ci metto ancora insieme, sopra, tanta, tanta forza, perché poi quella scelta, Mirko, non è solo forza per chi è uscito e dice: "Apro gli occhi, sono stato trapiantato". Diventerà forza per quei genitori, per quel marito, per quella sorella, la mamma, quando si renderanno conto a distanza che la morte non è stata vana, che non c'è stato un sacrificio, punto, ma che quel sacrificio si è trasformato in qualche cosa di molto più grande. E forse, no, c'è la realizzazione che magari un genitore pensa: "Mio figlio chi lo sa, farà l'ingegnere, forse farà il cuoco, forse il marinaio, forse il pilota di Formula 1". Ma, se poi riesci invece a realizzare che tuo figlio ha salvato concretamente, magari con più organi, più vite, e magari hai ridato la vista con quelle lenti preziose, e che tantissime persone hanno potuto, beneficiare di un dono così grande, allora forse insieme, dopo il coraggio, insieme alla forza,
ci sarà anche l'orgoglio e il senso, no, grande di riconoscimento che va a quella persona che non c'è più, no, ma che rimane in qualche modo. E io questa è una cosa che dico molto spesso alle famiglie quando noi, ci lasciamo, no, dico: riconosciamo, che ha lasciato una grande eredità al mondo. Quando siamo abituati a pensare all'eredità come a un qualche cosa che ha, no, il senso del denaro, un lascito, una casa, un terreno, invece no. Con la mia morte io ti ho lasciato un'immensa vita. Ecco, questo, ci aiuta anche come operatori ad affrontare con coraggio ogni giorno situazioni difficilissime, che è vero poi Enrico, ti porti a casa. Io faccio un esercizio, che spero di poter fare, Mirko, quest'estate, quando magari ci diranno che possiamo andare al mare, ricavare un angolino e mettermi a guardare l'infinito e fare quell'esercizio dove immagino che si apra il mio cervello e so che vedrò andare a mare tutte queste persone che in qualche modo ho accompagnato e che ho visto purtroppo, no, al termine della loro vita, perché abbiamo anche bisogno di lasciare andare immagini, Enrico, e ricordi che sono poi rischi diventino magari troppo, no, da portare e in realtà li Certo. vedo poi, no, galleggiare, che si allontanano e in qualche modo li saluti e ringrazi ancora perché sai che nulla è per caso e anche la loro morte ha avuto un senso. Ecco. Grazie Adesso Patrizia ti di lancio. questa testimonianza. Mirko, tu sei anche vicepresidente dell'AIDO di Belluno, sei stato presidente, è una grande, come dire, grande storia in questa associazione. Fra le altre cose salutiamo il presidente regionale Luca Cestaro che è apparso in sovraimpressione, che ci ha mandato un messaggio, un salutone. Eccola Paola Beggio, presidente della provincia di Vicenza, dell'AIDO. Mi ha colpito molto quella rassegna che tu hai promosso via web, portando le testimonianze di 8 donne, se ricordo bene, e portando anche il loro coraggio e aggiungerei anche la loro forza. Ecco, un'altra parola che possiamo aggiungere al nostro vocabolario suggerita da Patrizia: coraggio e forza. Ci racconti un po' questa esperienza, che è un'esperienza davvero di sensibilizzazione? Sì, io sono partito proprio dal presupposto che per affrontare la pandemia ci vuole coraggio e quindi ho approfittato di questo momento in cui tutti erano fermi per muovermi. E quindi sono partito ancora l'anno scorso da un percorso molto più interiore nel voler far conoscere il mondo femminile, la forza che ne risiede all'interno e quindi anche il coraggio che hanno le donne per fare alcune scelte, perché appunto, come ben tu dici, le serate erano 9 e le ragazze che hanno testimoniato in realtà erano 12. E all'interno di ogni storia, sia essa stata una mamma che aveva donato una sorella, donne che avevano ricevuto e poi dato la vita loro stesse perché avevano avuto un figlio a seguito, infermiere ancora, eccetera, proprio il loro coraggio nell'affrontare la vita nonostante le difficoltà che la vita stessa le poneva davanti. È stato un modo anche per conoscere il dono oltre il dono, ecco. E quindi ti ringrazio per aver citato proprio questa rassegna perché mi ha lasciato dentro, mi ha fatto crescere ogni volta che intervistavo una donna diversa e mi sono portato a casa un bagaglio di coraggio ulteriore enorme, tanto che insomma da questa esperienza sono nate amicizie, le cui amicizie spero si svilupperanno ancora di più. Appunto, come dice Patrizia,
non solo per lasciare andare vecchi ricordi, ma per far entrare nuovi ricordi, quindi accrescere i propri ricordi, quindi con esperienze nuove. E tutto quello che è il percorso mio in Naido si basa un po' su questo messaggio, anche della condivisione, che secondo me è una cosa che in questa pandemia è venuta fuori tantissimo, no? Che dobbiamo condividere, dobbiamo essere resilienti, dobbiamo essere un sacco di cose durante questa pandemia, ma in realtà pochi hanno capito il vero significato, pochi hanno avuto questo salto interiore di qualità e ne vediamo un po' non dico le conseguenze, ma i risultati sicuramente. Quindi, ripeto, la mia esperienza in Naido è un po' questa. Coraggiosamente sono entrato 11 anni fa a far parte di questa famiglia allo sbaraglio senza conoscere realmente bene qual era l'ambiente, poi mi sono addentrato, ho conosciuto persone meravigliose, tra cui Paola, che ha scritto poco fa, è stata una delle persone che ho intervistato durante le serate e mi ha aiutato ad affrontare alcuni dubbi che avevo sul trapianto, alcuni dubbi poi anche su quello che era il donatore. Questo discorso che ha affrontato Patrizia per me è sempre stato un cruccio, perché vedo molti che vanno in cerca della famiglia, vanno in cerca dell'altro, della controparte, la cui cosa non la trovo giusta. Personalmente, ovvio che è una cosa personale. Preferisco ringraziarlo ogni sera per la giornata in più che mi ha potuto far vivere in maniera migliore, e questo secondo me è il massimo che io posso aver ambito per ringraziarlo, ovvero aver fatto qualcosa per farlo vivere ancora lui, un giorno in più. E quindi tante sere, insomma, ci vuole coraggio a dire avrò fatto tutto. Vado a letto con la coscienza a posto, poi mi rassicuro nell'aver detto sì e quindi vado a dormire un po' più tranquillo. Però ripeto, insomma, questo va un po' al di là dell'esperienza di Aido, è una cosa molto personale che ho voluto condividere in questo momento e basta, insomma, anzi sono contento di far parte di Aido, sono stato presidente, poi per motivi di salute la dialisi non è che lascia molto scampo, perché prima viene quella, poi tutto il resto, quindi ho dovuto mollare un po' gli impegni e quindi ho fatto proseguire altre persone, però la mia vicepresidenza me la sono dovuta tenere, anzi ne sono orgoglioso e anzi approfitto per salutare tutti i miei compagni di associazione di Belluno, che stamattina gli ho tirato un pesce d'aprile abbastanza che ci sono restati un po' male, ma dopo hanno capito e niente, questo è quanto, insomma, secondo me. Grazie Mirko, grazie. Qua ragazzi, il tempo, quando si è in buona compagnia, il tempo passa davvero molto veloce. Siamo già arrivati a 28 minuti, normalmente noi la pausa caffè intorno ai 20-22 minuti, quindi lascerei allora a Patrizia chiudere chiedendoti, Patrizia, in questa crisi dove siamo un po' tutti più tesi, più impauriti, più soli, con meno rapporti, c'è ancora spazio per il dono secondo te? Io dico assolutamente sì, perché c'è spazio per riflettere in questo periodo, visto che molte altre cose non ci distraggono, no? E rimaniamo presenti con il cuore, avviciniamoci all'altro anche se distanziati, certi che il dono dei tessuti, delle cornee e degli organi ci mette davvero in relazione stretta con l'altro. E Mirko c'è testimone perché dell'altro porta un piccolo frammento, chiamiamolo, no? E quel frammento gli dà la possibilità di vivere. Quindi diciamo che il dono e la possibilità di donare forse in questo momento è anche l'antidoto, no?
perché avvicina, il dono avvicina le persone anche in un momento in cui nemmeno ci si può stringere la mano, ma possiamo idealmente stringerci invece a tutte quelle persone che hanno sofferto in questo periodo moltissimo, perché molte persone hanno vissuto distacco, no? Proprio a causa del Covid, ma molte persone, posso dirlo, hanno testimoniato la loro forza proprio attraverso il dono delle corna, dei tessuti, degli organi, che non si è fermato neanche con la pandemia. E un abbraccio a tutti, soprattutto alle famiglie dei donatori, e questo grazie detto in diretta così da Mirko mi fa molto piacere. Grazie Mirko. Grazie Patrizia, che direi che possiamo aggiungere un'altra frase, un altro concetto alle nostre parole del dono. Il dono ci avvicina. Ecco, direi che in questa emergenza sanitaria il donare ci avvicina all'altro. Grazie di cuore per questa vostra testimonianza. Grazie Patrizia. Grazie Mirko. Grazie a tutti voi. Il tempo è davvero volato. Vi mando un grande bacione. Che il cielo sia sempre più blu per tutti noi. Tanti auguri di buona Pasqua. Altrettanto a tutti. Una Pasqua serena. Un abbraccio forte. Noi cari amici ci vediamo giovedì prossimo ore 14. Le parole del dono, diretta da Fondazione Banca degli Occhi. Grazie, un abbraccio forte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.